Pietro Gorgone, insegnante di danza classica e contemporanea, è uno dei coreografi più apprezzati in tutta Europa. Ciao Pietro. Ciao a tutti, grazie. Nel 90 hai fondato la tua compagnia di balletto Le Streghe. Da cosa sei stato ispirato? Beh, soprattutto dal fascino di queste fanciulle bellissime sannite, perché io sono sannita di origine, anche se adesso mi sono trasferito felicemente qua in Sicilia e sono veramente molto contento. Sono stato ispirato appunto da questo fascino di queste fanciulle che nella tradizione delle streghe italiane vengono viste non come nella mitologia greca, brutte con questa cattiveria di fondo, ma delle bellissime fanciulle dagli occhi verdi che preparano dei filtri d'amore per i loro uomini. Nel 90, mentre oggi, nel 2010, la tua compagnia di balletto si chiama? Ora si chiama Compagnia Stabile del Balletto Siciliano perché è formata da elementi siciliani, vengono da Agrigento, da Siracusa, da Catania ed è una compagnia che fortunatamente ha la possibilità anche di usufruire di ballerini professionisti del calibro di Grazia Galante che dopo intervisteremo, insomma. Com'è nata l'idea di avvalerti della collaborazione di grandi artisti, nel caso specifico di Grazia Galante? Beh, Grazia Galante è un'icona della danza italiana, ma non solo italiana, mondiale. Non ci dimentichiamo che era una ballerina étoile del corpo di ballo di Maurice Béjart. Ho danzato questa coreografia insieme a tanti professionisti come per esempio la bravissima Monia Capaldo che è una mia grandissima amica da tantissimi anni. Io ti fermo un attimo perché Moni è qui con noi, vorrei chiamarla, vorrei invitarla. Sì, qui accanto a me Monia. Salve a tutti. Allora raccontaci com'è nato questo connubio tra te e Pietro. Sicuramente quello che ci unisce è la passione per la danza, questo grande amore. Pietro mi dice sempre che noi siamo sposati con la danza, veramente una cosa, un rapporto bellissimo perché anche come ha detto lui, oltre a un rapporto lavorativo c'è una grande amicizia e una grande stima e quindi è un piacere sempre lavorare e collaborare con lui. Partner poi ideale Pietro perché ha un carisma veramente eccezionale. Bravo Pietro, io vi ringrazio tutti e due e magari ci vediamo la prossima volta. Andiamo a vedere questa bella coreografia adesso.